Open Day ieri all'Istituto Alberghiero Ambrosini a Favara. A svolgere l'accoglienza gli alunni e gli insegnanti che hanno illustrato le varie opportunità offerte dalla scelta del loro indirizzo scolastico nelle sue varie articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e vendita e di accoglienza turistica. Tra le varie iniziative anche la preparazione di un menù dedicato alla cucina ebrea in vista anche della prossima giornata della memoria, poi anche la premiazione dei vincitori del concorso La ricetta del nonno e il sorteggio per gli omaggi ai nuovi alunni iscritti all'istituto alla presenza delle loro famiglie. Ad accoglierli la dirigente scolastica Milena Siracusa. Una scuola per tutti, per i giovani studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado, e un corso di studi anche per giovani adulti che scelgono di riscrivere il loro progetto di vita e quindi frequentare i corsi serali che sono attivi presso l'istituto. E poi le articolazioni della scuola, quindi enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica. È una scuola che traghetta direttamente i giovani diplomati nel mondo del lavoro, sia nel settore scolastico, quindi potendo svolgere il ruolo di insegnanti tecnico-pratici o di assistenti tecnici, ma consente anche di specializzarsi meglio attraverso dei master o dei corsi di professionalizzazione, senza escludere la possibilità di accesso all'università. È stato preparato nelle classi, per cui probabilmente l'aspetto più bello di questa giornata di orientamento, che pure non inizia e non si conclude mai perché è sempre un rigenerarsi, è anche una scoperta delle potenzialità della scuola, della squadra della Gasperi Ambrosini che opera senza fermarsi mai, dei nostri ragazzi che ci stupiscono perché sono belli di gioventù ma poi bravi, pronti a trovare soluzioni nuove, per cui una pagina della scuola che si scrive sempre molto bella e che ci carica di nuovi slanci e di nuove prospettive. Perché lei ha scelto questo indirizzo di studi e che consigli dare a chi si vuole iscrivere? Ho scelto questo percorso di studi perché grazie a mia nonna mi ha fatto crescere la passione per la cucina, ed è stata lei a capire che io sono portato proprio per questo indirizzo. Gli unici consigli che posso dare per scegliere questa scuola sono che se tu hai una grande passione per la cucina, per stare a contatto con le persone o per accoglierle, questo è il mondo adatto alla persona indirizzata. È un'esperienza senz'altro positiva, anche se fatta in età adulta, visto che comunque frequento il corso serale, è un'esperienza positiva, assolutamente, perché chiaramente oltre alle conoscenze teoriche dà anche una preparazione tecnica, ed è una cosa molto importante soprattutto oggi ai fini a scopo occupazionale. Noi questa sera abbiamo deciso di rendere omaggio al popolo ebraico, riproponendo dei piatti della tradizione ebraica appunto. Questi piatti che abbiamo preparato richiamano appunto delle ricorrenze, come per esempio la Pasqua ebraica, in cui veniva preparato il pane azimo, che era un pane non lievitato. Abbiamo preparato anche una pasta di pane dolce che è chiamata kallà, che veniva preparata durante lo Shabbat, che era il sabato, quindi il giorno del riposo, in cui tutte le attività lavorative venivano sospese, comprese quelle culinarie, per cui veniva preparato prima e consumato poi successivamente. Ci sono anche dei dolci dalla forma triangolare chiamati amantash, che venivano preparati durante la festa di Purim e di Aman. E infine abbiamo i levivot, che sono delle frittelle dolci, e anch'esse venivano preparate in occasione di una festa, di una ricorrenza, l'Hanukkah.